È la settimana del siciliano, ma io non voglio parlare siciliano, ma butta. Ecco, per esempio, ma butta è un termine siciliano, ma che poi di siciliano che cosa c'ha? Perché alla fine ma butta viene dallo spagnolo, è imbotato, noioso. Quindi è inutile che vi annacate, che parlate il siciliano. Ecco, vi annacate, per esempio. Vi annacate viene dal greco, da naca, ovvero culla fatta col vello della pecora. Per cui che senso ha parlare il siciliano se poi alla fine utilizziamo il greco, lo spagnolo? Scusate, oggi c'è un pochettino di manciaciume. Ecco, manciaciume, per esempio, da dove viene manciaciume? Io me lo sono sempre chiesto, ma da dove viene la parola manciaciume? Viene dal francese de mangeson, ovvero prurito, letteralmente prurito. Quindi che senso ha parlare il siciliano se poi stai parlando lo spagnolo, il greco, il francese? Non ha alcun senso. Questo è quello che direbbe qualcuno veramente fuori di testa, perché se tu ci pensi, in realtà noi da questi popoli che sono venuti qua, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo contributo, abbiamo rielaborato e abbiamo creato questa lingua unica che è patrimonio dell'UNESCO. Però siccome non interessa a nessuno questa cosa, io non voglio parlare siciliano, non so parlare il siciliano perché non interessa all'Italia, ma peggio ancora non interessa neanche alla regione siciliana. Pensate, l'UNESCO la riconosce, la regione siciliana no, quindi io non parlo siciliano, anche perché non lo so parlare. Non lo so parlare, come ve lo devo dire? Un mafira a parlare siciliano, e non la canzistete perché tanto non è cosa mia parlare siciliano, perché un discorso è questo: se non ci interessa a regione siciliana, a cui ci va a interessare di utilizzare questa lingua che ha la sua grammatica, che nasce alla corte di Federico II, è riconosciuta pure come patrimonio dell'UNESCO, e a noi no, e adesso a parlare io siciliano? No, mafiro. Viva a settimana lo siciliano. E la mia casa è Piazza Grande.